piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente, insomma, che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo shopping blu, ratatata, 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 ratatata. Che cosa vuole si sa, per far successo con la gente si prende un filo logico importante. La casa discografica adiacente veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo shopping blu, ratatata, 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 ratatata. Buonasera! Cantate con me? Ci conto, Insieme, tutti! Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo gioco in blu. Ratatata, 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 ratatata. Lo sciocco in blu. Buonasera, buonasera, buon venerdì amici a casa, ciao! E questa è una canzone intelligentissima, che bello, Cocchi e Renato, iniziare con loro mi piace molto perché mi dà una grinta particolare. 348 80 40 254 è il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti a Piretti tra un po'. Qui vicino a me, my sister, la mia sorella musicale Valentina Branca, e doveva esserci la Chiara Di Lorenzo che salutiamo, poi un problema tecnico, diciamo di meteo, anche perché veniva da Genova, cioè, avrebbe dovuto essere qui, ma da Genova a Luserna ci sono 2 ore e mezza e quindi davano neve e quindi, ragazzi, e poi basta un colpo di telefono a Valentina e lei sì, ci sono, quindi grazie Valentina che è lì pronta, ha smesso di lavorare alle 7:30 e è venuta qua di corsa, ha fatto 2 prove, non hai bisogno di provare tu Valentina, non hai bisogno. A proposito di tutti i messaggi arrivati fino qui, ieri è arrivato un messaggio dove ci rimproveravano un po', o meglio, forse ci consigliavano, non fate mai, che non è vero che non facciamo mai, facciamo poco, Ligabue, e l'abbiamo fatto ieri sera, e i Nomadi, che faccio questa sera, va bene? E quindi facciamo un omaggio al grande Augusto con una delle sue canzoni più belle, Ti lascio una parola. Cantiamo insieme. Ti regalo le mie scarpe, sono nuove, prendi anche
qualche libro può servire. Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei. Ti manderò a dire goodbye. Ti regalo la mia giacca, ti sta bene. Ti lascio una valigia da riempire. Ti lascio anche il mio numero, perché non si sa mai. Ti lascio una parola, goodbye. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori e antichi rancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai. Lo è senza un saluto, casomai. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Di grande Augusto. Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei. Ti manderò a dire goodbye. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori e antichi rancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai. Lo è senza un saluto, casomai. Insieme! Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend, goodbye. I nomadi per voi. Tre, 4, 8, 80, 40, 254 il numero per partecipare a questa diretta televisiva. Sono le 20:12 adesso, però visto che nel secondo tempo giocheremo e spero ci sia anche qualcuno di nuovo all'ascolto, regia mi mandi qui vicino a me la grafica del nostro giochino, perché potete vincere 2 premi pazzeschi, un buono ristorante, un buono salute e benessere, soltanto componendo il 378 4080 506. Nel secondo tempo ci sarà una domanda, andate a rispondere alla domanda, poi ci sono 6 buste, scegliete una busta e se la fortuna vi assiste, bene, molto bene, potete portarvi a casa uno dei nostri premi. Che bello che la gente telefona già nel secondo tempo, ragazzi, nel secondo tempo, perché abbiamo ancora tanta musica prima di giocare insieme. Adesso però voglio parlare di amore, perché il prossimo brano che canterò credo che sia uno dei brani più belli scritti per 2 persone che si amano. La canzone finisce con una frase: per amore dell'amore so che hai perso molti treni, ti rimborso, te lo giuro, lo farò. Beh, ragazzi, è fantastico, è fantastico.
Se avete vicino una persona che amate, pensate a quante rinunce ha fatto per stare insieme, perché questo amore continui, ogni giorno si fanno dei compromessi. Però gli amori nascono, quando gli amori nascono non è sempre tutto facile, anzi, a volte è ben difficile. E gli amori appena nati non hanno bisogno della gente. Gli amori appena nati non hanno bisogno di messaggi sui social. Gli amori appena nati non hanno bisogno di cattiveria. Perché tanto, se è un amore, non gliene frega niente di tutto ciò che c'è intorno. E il brano si intitola "È per me". E per me, che più sei stanca e più sei bella di una favola moderna, siamo eroi. E per me, che hai prenotato su una stella per ballare e risposarci prima o poi. Sei il mio sasso nella fionda, la mia onda. E per me che ti dimentichi di te. E per me, soltanto per me. E per me che hai messo in piedi un bel domani su un pianeta che traballa sempre più. E per me che hai sciolto il ghiaccio con le mani, ripescando un cuore che affondava giù. E per me che hai detto questa è la mia vita, contro lacrime, ricatti e ipocrisia. E per me che hai messo in pausa il tuo lavoro, perché il nostro amore venga sempre prima. Mi hai svuotato le cantine del dolore, perché il tempo ci dia il tempo di viaggiare. Per amore dell'amore, so che hai perso molti treni, ti rimborso, te lo giuro, lo farò. Questa è la poesia di Roby Facchinetti. Signore e signori, Valentina Branca! Ciao Vale! Eccoci qua, ciao Peiretti, ciao a tutti ragazzi. Ah, ti sono ciao. piaciute queste prime 3 canzoni iniziali? Direi di sì, sì, sì. 348 80 40 254 per i vostri messaggi, andremo a leggerne già qualcuno subito dopo il prossimo brano, Sì. che lo canti tu, E lo un canto arrangiamento bellissimo Sì. di un brano di Ramazzotti, Esatto. dal titolo Una storia importante. Vai Vale.
L'inconfondibile voce di Valentina Branca. Ciao BR. Ciao Peiretti, buonasera. Grazie Figurati, ma lo sai che per me è un piacere. Hai davvero smesso alle 7:30. Sì. Gli ultimi clienti li hai mandati via a calci? No, sono andati via in autonomia perché quando mi vedono già truccata al pomeriggio, okay, loro sanno già che io dopo andrò a cantare o in qualche sala da ballo o vengo qui, e quindi stanno già e vanno via quei 5 minuti prima, giusto per farmi chiudere. A proposito di ballo, perché sì, questa sera qui manca qualcosa, manca qualcuno. Salutiamo tutta l'orchestra Ibraida. Ciao ragazzi, salutiamo un bacione Roberto. grande. È vero, è strano. È un po' di mesi che vengo con Roberto, non averlo qua vicino sembra strano. Non è che sei di nuovo vestito da fantasma, ma stasera anche la chitarra da verde. No? Ciao Roby. Dai, andiamo già a leggere un po' di messaggi, dai, regia, dai, visto andiamo, che ne sono arrivati tantissimi, 20 e 23. Vediamo un po', vediamo. Ciao Enrico, sempre ospiti simpatici e strepitosi, lo dice Dani, e noi ringraziamo Ciao Dani. grazie, poi grazie mille. Valentina, ormai ci conosciamo. la parola ospite ci sta, perché è ospite comunque di casa mia, ma è una sorella per me. Fabio di Bricaraggio ci scrive un saluto e buona serata in musica, grazie. Ciao Fabio. Grazie Fabio. Buonasera a tutta casa Peiretti. Enrico, vorrei ascoltare la canzone. Mi sono persa. Buonasera a tutta casa Peiretti. Vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi Io Vagabondo dal tuo migliore amico Andrea di Borgomanero. La Senti, facciamo. Andrea. È la canzone più fatta di casa Peiretti da 6 anni a questa parte, ma te la faremo. Ok. Quando viene Remo te la fa. Trovo un cantante che si chiama Remo. Ok. Ciao Enrico, è stato un vero piacere conoscerti di persona, Tiziano e Alessio. È stato proprio bello oggi pomeriggio, ma lo racconto dopo. Ciao Tiziano, ciao Alessio, grazie. Abbiamo preso un caffè, un'aranciata insieme oggi. Ciao Enrico, ci vanno ogni tanto certe canzoni divertenti e spensierate, bravissimo. E un saluto alla bravissima Valentina. Massimo da Venaria, grazie. Massimo, grazie di cuore. Massimo. Incontro al Salone del Libro, un momento di grande gioia, baci da noi. Ciao ragazzi! Guarda che belli! Lì non ero ancora biondo, però Alfonsino e Germano li conosco, quello in mezzo mi sembra di averlo visto, ma non so. Quello in mezzo, come direbbe Celentano, è simpatico ma scemo. Ciao ragazzi. Ciao Enrico, che dire, sei bravissimo e ci rendi tutti un po' più allegri con la tua musica. Un saluto anche alla spettacolare Valentina, un abbraccio da Alessandra e Corrado da Saviano. Ciao ragazzi, che di spettacolo. Saviano, un bacione grande. Grazie. Ciao, ti ho scoperto da poco, sei bravissimo. Paola da Pino Torinese, grazie Paola, grazie. Wow, ciao Paola, benvenuta. Tutte le sere dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì noi siamo in diretta, come dice la sigla. Cosa c'è di più bello che passare una serata tra amici? Ecco, con Casa Peiretti così, bravissimi come sempre. Ciao Enrico, ciao Valentina da Stefania, da Rondissone. Ciao Stefania, ciao, grazie Stefania. Grazie wow. Stefania, ancora un paio di messaggi, regia, 2. Ciao Casa Peiretti, buona serata, bravissimi. Michela da Torino. Grazie Michela. Ciao Michela, grazie di cuore. E poi l'ultimo messaggio. Ciao Enrico, ciao Valentina da Elena. Ciao Elena, un'affezionatissima telespettatrice. Grazie Elena dei tuoi messaggi. Leggiuno. E adesso andiamo su un'altra cover. Prima era una cover di Ramazzotti, adesso una cover, se non sbaglio, di Lucio Dalla, correggimi. Esatto. Nella versione di Fiorella Mannoia della Casa in riva al mare. Sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, il nome che le davano. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. E tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia, e sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vive già sulla mano di Maria, lunghi silenzi come
e gli anni son passati, tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedon più. Disse ancora: la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo al blu. E adesso sarebbe arrivato il momento della pubblicità, Sì. mia cara Branca, ma non lo lanciamo noi, No. non la lanciamo noi la pubblicità, perché sono venuti a trovarmi degli amici oggi qua nello studio di Luserna San Giovanni. Due persone stupende, una persona e un ragazzino, Ecco. stupendo, che saluto. Ciao Alessio, e facciamo così: diamo la linea a ciò che è successo oggi, prendiamo, come ho detto ieri, la macchina del tempo e andiamo a vedere cosa è successo oggi in questo studio. Vai Alberto in regia. Ciao amici di Casa Peretti, guarda, oggi pomeriggio sono qui con Alessio. Alessio, da dove vieni? Da Savigliano. Da Savigliano. Sei venuto apposta a Luserna San Giovanni per ritirare un premio, perché oltre allo zaino hai vinto anche il buono Rabezzana. Però mi hai portato lo zaino perché? Per farmelo firmare. Per fartelo autografare. Allora, cosa ci scriviamo su questo zaino? Faccio così: io scrivo, poi tu leggi, va bene? Allora, oh. Voilà, vediamo un po' cosa c'è scritto. Da Alessio Ad ad Alessio con amicizia, la firma. è la firma di Enrico Peretti. E quindi grazie Alessio, complimenti, perché so che mi segui anche da un annetto e più. Sì. Ti faccio fare una cosa che non hai mai fatto. Lanciami la pubblicità in questo momento. Pubblicità. Bravo. Bentornati in questa seconda e ultima parte di settimana, e poi c'è sabato, domenica, poi lunedì torniamo in onda qui con me Alessia Chelucci, mi raccomando, un'altra puntata da non perdere. Il numero è questo, i premi sono questi. Ho già una telefonata, Vale, devo andare, Sì, vai. devo andare a rispondere. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, sono Davide, Ciao Davide, da dove ci chiami Davide? da Luserna San Giovanni. Oh, per una volta uno che chiama da Aspetta, facciamoglielo ripetere. Davide, da dove chiami? Ripeti. Da Luserna San Giovanni. Sì! Scusate, è un filo di polemica. Piccole soddisfazioni. Piccole grandi soddisfazioni. Allora Davide, sai come funziona il nostro gioco? Sì, lo so. Molto bene. Adesso arriva la domanda per te. La domanda per Davide è questa. Vai regia. Vediamo un po'. La domanda in dedicato della grande Loredana Bertè. I suonatori sono definiti suonatori intonati, suonatori incapaci, suonatori sballati. La A, la B o la C? Devi abbassare gentilmente il volume della TV, Davide, grazie. È quasi tutto basso. Ok, perché altrimenti non Dovrebbe- ritorno. Direi sballati. Hai suonatori un po' Bravo! sballati, hai balordi come me, bravo! Grande, Davide. Se non Sei la stato- sapevi te la suggerivo io, solo perché chiami da lui. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? Prova un po', vediamo un po'. Proviamo con la 4. Proviamo con la 4. Lo sai che se c'è la faccina rossa hai perso, se c'è la faccina blu ritenti, se invece c'è uno dei nostri premi, complimenti. Attenzione, sei pronto? Oh, fammi vedere prima No, me. dai, Oh. Ti piace il nostro gioco, Davide? Sì, molto, piace anche ai miei bimbi, infatti ti salutano anche loro. Ciao bimbi, come si chiamano i bimbi? Gabriele e Beatrice. Ciao Gabriele, ciao Beatrice. Quindi, visto che ti piace il nostro gioco, riproviamo. C'è la faccina blu. Riproviamo insieme. Hai un'altra domanda, quindi un'altra possibilità. La seconda Benissimo. domanda per Davide è questa. Vai regia. Nel brano Il cielo è blu sopra le nuvole, cosa lava la ragazza? Una vetrina, una tazzina o una mutandina? La A, la B o la C? Una vetrina. Tu ragazza con gli occhiali stai lavando la vetrina. Bravo! Bravissimo, Ultima Davide. tua possibilità, la 1, la 2, la 3, la 5 o la 6? Vai! E Vai, 1, 2, 3. facciamo la 6. La 6. Attenzione. Attenzione. Diamo un premio a questo Davide. forza. Attenzione.
Oh Davide, forse è la prima volta che chiami per giocare? Credo di sì. Sì, è la prima volta. E quindi resta in linea perché hai la seconda faccina blu. Ma bravo Fantastico. Davide. Seconda faccina blu. Terza domanda per Davide. Vai regia. Un'altra. Questa sera va così. Vai, vediamo un po'. Come sono le colazioni nel brano di Annalisa Mon Amour? Sono colazioni americane, italiane o francesi? La A, la B o la C? Francesi. Ragazzi qua ma Luserna viviamo di musica Certo. Davide, la 1, la 2, la 3 o la 5? Vai. La 5. La 5, praticamente tutti i numeri alti hai scelto, tutti i numeri speriamo. alti. 2 facce blu. È una faccina rossa, No, mi dispiace dai. Davide, Ecco. mi dispiace. Tutto sto percorso per niente. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio ai bimbi, ciao. Ciao Davide. Ciao Enrico. Ciao, Ciao. ciao. Ciao Valentina. Ciao. Ma no. Offriamogli un caffè a Davide, domani ci vediamo al bar, ti offriamo un caffè. Che peccato. Vabbè, continuiamo a giocare. Sono rimaste, pensa Valentina, sono rimaste tre buste, 2 premi, una faccina rossa. Forse è una delle poche volte che si verifica questa cosa. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Devi abbassare a 0 il volume della Pronto? Devi abbassare a 0 il volume della TV per cortesia, grazie. Pronto, Paolo di Vercelli. Ciao Paolo, ciao Vercelli. Ciao. Sai Ciao. come funziona Sì. il nostro giochino? Andiamo a leggere subito la tua domanda. Questa sera le possibilità di vincere sono alte, Sì. se non altissime, il 66%. La domanda per il nostro amico Paolo è questa. Vai regia. Paolo. Paolo. Sì. Paolo, sei pronto? Tony Renis canta per Sì. la prima volta quando nel 1963, 1966 o 1969? La A, la B o la C? Vai! 63. Sì, bravo Paolo, bravo. Sì. Come ci sei arrivato al 63? Hai fatto un calcolo più o meno del... Ma ho 63 anni, più o meno la canzone la conosco e allora Bravo. per quello. Sì. Quindi la 1, la 2 o la 3? La 3. La 3. 6D hai detto, Paolo di Vercelli? 3. Paolo di Vercelli, la busta numero 3. E allora io ti invito a Torino perché hai vinto un buono del valore di 50 euro delle profumerie Sinatra. Complimenti Paolo, bravissimo. Grazie. Bravo. Una cosa importante, mandami gentilmente un messaggino al 34880 40 254, che è il numero dei messaggi Sì. classici, con il tuo nome e cognome e cosa hai vinto, ok? L'altro numero, quello dei messaggi. Bravo, Quello dei messaggi. bravissimo, Sì. bravissimo. E Ti con... mando perché sento un po' tutto frastagliato, che c'è il tempo un po' brutto. Ok. Ti mando un messaggio con nome e cognome e tutto quanto. Bravissimo. Va bene. Bravissimo. Su quel numero che vedo, 254 finale. Bravo e ancora bravo. Va benissimo. Grazie Va bene. per aver giocato con noi e Grazie, complimenti. grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Hai capito? Hai capito? Però abbiamo ancora la possibilità. Una possibilità c'è ancora. già. C'è ancora un premio, sarà nella 1, nella 2, nella 2, nella 1, chi lo sa, ma andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove? Pronto, ciao, sono Mariella da Cirie. Ciao, hai detto Mariana? Ciao. Mariana? Mariella. Mariella da Cirie. E quindi il nostro giochino funziona così. Adesso arriva la tua domanda. Se indovini hai il 50% di possibilità di vincere il nostro premio. Pronta? Sei pronta? Sei pronta? Molto bene. La domanda tua è questa. Vai regia, vai. Quante sono le stelle presenti nel brano Quando nasce un amore della Oxa? Sono milioni, miliardi o infinite? Vai. Risposta. Miliardi. E di stelle nel cielo ce ne sono miliardi, brava! E quindi, attenzione, il 50% di possibilità di portarti a casa il buono ristorante sarà nella 1, sarà nella 2, sarà perché ti amo, che confusione. Vai, la 1 o la 2? Nella 2. Nella 2, c'è il premio, hai vinto 50 euro di buono da spendere presso il ristorante Rabezzana di Torino, complimenti. Ma che bello!
bellissimo, grazie. Anche per te la stessa cosa, mandami un messaggio al 34880 40 254 col nome, cognome, cosa hai vinto, in modo che possiamo metterci d'accordo per il ritiro. Grazie, Grazie mille. buona serata, ciao! Ciao anche a te, ciao. Ciao. Eccoci! Oh, ieri sera non hanno vinto niente. E questa sera hanno sbancato Rete Tutto. 7, hanno sbancato Casa Peiretti. Guardiamo cosa c'è qui. Controlla tu, Guardiamo controlla qui. tu. Nel E frattempo, la faccina rossa, un po' triste. la faccina Ecco, rossa. voilà. Però hai visto il nostro amico Davide? Il nostro amico Davide è riuscito a tirar fuori quasi tutte le faccine nel tabellone. Davide. Bravo Davide. Chiama di nuovo, Mi raccomando. Invitiamo tutti gli amici di Luserna a chiamare per giocare a questo giochino Sì, bellissimo. funziona proprio così, nel senso che se avete già vinto un premio diamo modo, non chiamate più, ma se non avete ancora vinto, noi siamo qua tutte le Già. sere, dal lunedì al venerdì. Regia, devo farti un cambio in scaletta perché adesso voglio andare a sentire Valentina con un brano molto bello, scritto credo dagli Audio 2 se non Sì, sbaglio, esatto. per Mina, dal titolo, e vista la giornata ci sta alla grande, dal titolo Neve. E a pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo e a pensarci è così. Chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei come la neve, sei che tocchi e si è sciolta già e non sai più dov'è, solo un'immagine che fa e sei nella mia mente, sei solo nella mia mente così, solo nella mia mente sì, son vago nella mia mente. Chi di noi ne ha già un'idea, il vederti e non parlarti mi dà un brivido, folle mania di chi non sa chi sia, un amore nuovo che sta nascendo qui. Ma sei come la neve, sei che tocchi e si è sciolta già e non sai più dov'è, solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sei solo nella mia mente così, solo nella mia mente sì, son vago nella mia mente. Gli Audio 2 per di più sono anche stati ospiti in Casa Peiretti. Ti ricordi che, Sì, mi che ricordo. bella intervista che avevamo fatto con loro? Una bellissima intervista. Loro erano in macchina. Davvero erano in macchina, uno da una parte, non insieme, uno da una parte in macchina, l'altro dall'altra parte, sempre in macchina, e abbiamo chiacchierato una ventina di minuti. Bellissima, è stata hanno- una bella intervista. Hanno scritto delle cose stupende, non sono le 20, Esatto. hanno scritto anche tanti bei pezzi proprio come questo. Valentina, io direi Sì. di andare a leggere i messaggi, Dai, andiamo. poi chiudiamo in musica, chiudiamo con due pezzi se ce la facciamo,
pezzo bellissimo di Giordana Angisi, Come sei, e poi abbiamo Francesca Michelin. Va Però, bene, vediamo il tempo che c'è, dai. Però vediamo i messaggi. Ciao Enrico, grazie per aver fatto Goodbye dei Nomadi mitici. No, ma non è di Augusto, è vero, me l'ha scritta anche la regia, non è sua, quindi è stato un piccolo errore mio, anche perché Augusto è del 92, Goodbye è del 98, cantato dal grande Danilo Sacco, suo successore. Un saluto, grazie per tutte le emozioni che ci dai. Giuliano da San Germano Chisone. Grazie Giuliano, grazie. Non mi sono informato, ero convinto fosse un brano dei primi Nomadi, invece no, è dei secondi, quindi buona serata da Ce. Ecco, voilà. E poi fanno le bugie e non ce le portano. Oh, Ceba! Bravi, Ceba! grazie. Che Grazie. poi pensa che mi ha scritto proprio il mio manager, perché noi siamo sempre in contatto, che appena tu hai iniziato a cantare la canzone Neve, Ha cominciato a lui ha nevicare. la TV e una grande vetrata, ha iniziato a nevicare proprio con le prime note. Ciao Enrico, ciao Vale, com'è andata con lo squalo? Viva Casa Peretti, ne approfitto per esternare il mio tifo, mi viene fuori un sempre Nomadi. Augusto, ti voglio bene, buon weekend a tutti da Roby75. Ciao Caro Roby. Roby75, guarda, con lo squalo è andata benino perché ho vinto io. Hai vinto tu. Perché bene. sai, con gli squali con i denti di gomma è difficile che ti mordano forte. Però sei stata al Museo del Cinema. Sono stata al Museo del Cinema, E è stata quindi una bellissima esperienza, però lo squalo non mi ha ancora mangiata. è una grande realtà di Torino, quindi un applauso a tutto il Museo del Cinema. Un saluto a Peretti da Caterina e Enrico da Rivarossa, che salutano il Super Luca di Volpiano. Bravi, fate buona musica, ce la mettiamo sempre tutta. Già. Per Ciao, accontentare quasi tutti, e quindi noi siamo qua per questo. Ciao Enrico, ciao Valentina, molto bella la tua versione della canzone dei Nomadi, un saluto da Fabrizio di Quarona. Grazie, Era sì, bella, ho fatto Peretti, un bravo. mio remix particolare con cori, eccetera. Vi stiamo seguendo da Mentone, bravi, dalla spiaggia. Ci hanno messo il maxi schermo in spiaggia per Casa Peretti. E c'è il sole adesso a Mentone, Lo alla sai. faccia nostra. Lo sai che il mio cuore, metà del mio cuore è qui in Casa Peretti, l'altra metà è a Mentone, perché Che bello. è stupenda Mentone. Quindi grazie per questa foto. Buon weekend a tutta Casa Peretti, Silvia da Motta Alciata. Grazie Silvia, un buon weekend anche a te. Un bacione. Grazie Silvia. Mi è arrivato l'aggiornamento del computer. Ecco. Vuoi aggiornare ora? No, No, perché se no no. chiudiamo tutta qua. Ciao Enrico, Valentina, bellissima puntata, bravi come sempre, azzeccati i brani, un plauso alla regia per le bellissime immagini. Quindi Un applauso ad Alberto, bravo grande Alberto, bravo il nostro Alberto, sempre puntualissimo, precisissimo. Lo so io dove è Roberto stasera e con Ruggero un bacione. Peccato. Beh, salutiamo innanzitutto Daniele e Luca, salutiamo Ruggero dei Timidi che ci guarda, che ci salutiamo ascolta, anche Roberto che gli porta l'acqua. Ruggero che ci ascolta tutte le sere, e salutiamo anche l'uomo verde. Non che... ci posso credere, l'avete beccato in pieno. Vedi? O è Roberto o Ciro, perché a volte non anche si sa Ciro. mai, sì. esatto. Ciao, siamo José e Anis, vorremmo ascoltare Dove si balla di Dargen D'Amico. Siete grandi, vi ascoltiamo sempre. La mettiamo in programma la Sì, prossima sì, dai, settimana. la facciamo. È un brano che Valentina ha già fatto, Sì, quindi sì, la tu sei facciamo qua di nuovo martedì. Ti La va? mettiamo, La mettiamo dai, in programma dai. per voi, con tanto di dedica. Grazie per averla richiesta. Grandissima Valentina, buon fine settimana a tutti. Viva Casa Peretti, Silvia e Giovanni da Alessandria. Grazie Silvia. Grazie. Ciao Giovanni. Grazie. Ciao Alessandria. Loro stanno aspettando un brano di Pupo che arriverà. Ciao ragazzi, un saluto da Aosta. Barbara e Maria, Valentina, sei bravissima. Complimenti. Grazie mille ragazzi, un bacione Brava, anche a brava, voi brava, e a brava, tutta brava, Aosta. brava. Mi piace molto Aosta. Brava Vale. Grazie. Bravissimi Enrico e Valentina, avete fatto canzoni bellissime che rispecchiano pienamente la mia vita. Grazie e buon weekend, lo dice Titti. Ciao Titti. Anche la nostra Titti. Sì. E si è sentito, perché quando cantiamo qualcosa che abbiamo all'interno del cuore, la voce esce in un modo diverso. Simone di Borgasesia ci scrive: ciao Enrico, ciao Valentina, la tua voce è fantastica. Grazie Wow. Simone, grazie mille. Fantastica la voce di BR. E poi altri SMS ne abbiamo? Sì? Oh, Valentina meravigliosa come sempre, ci vediamo presto. Sonia, PS ovviamente un bacio, un abbraccio ad Enrico. Ciao, Grazie, ciao Sonia. Sonia. Volevo già dirlo ieri e poi mi sono dimenticato. Sonia è la responsabile del nostro fans club e ha creato una cosa molto molto bella. Ha fatto una sorta di sondaggio dove potete andare a scrivere da dove ci
ascoltate. Esatto. E sono già venuti fuori una trentina, 30-35 paesi del nostro Piemonte, non solo Piemonte, quindi è molto carina questa cosa. Andate su Facebook, cercate Fans Club Casa Piretti, c'è proprio il sondaggio e andate a scrivere perché siamo curiosi, molto curiosi. Bellissima la canzone di Lucio, mi piace un sacco Valentina, la canta benissimo, brava. Saluti a tutti voi, Antonia da Torino. Ciao, Grazie Antonia! grazie mille. Un abbraccio Antonia. grande. Brava Antonia. Ciao a tutti dalla Val d'Aosta, buona serata a tutti da José Anis. Sì. No, Anis. O Yanis o Anis, non lo so. Ciao José è giusto però, Sì, no? sì, Non sì. José. Io avrei letto già José. Vabbè, siete eccezionali. Carlo da Torino. Grazie Carlo. Salutiamo tutti quelli che si chiamano Carlo all'ascolto. Ciao Carlo, ciao. Buon weekend e buon fine settimana, sempre più bravi Lilli. Da ora. Quanto affetto questa sera. C'è una canzone dei Pooh che è proprio il titolo Lilli, prima o poi la canto. Lilli. Siete bravissimi, vi seguo da tempo, i pezzi dei Pooh sono nelle tue corde alla grande. Abbracci da Manu, una collega. Grazie Manu, una collega. Ciao, Manu. Wow, ciao Manu, grazie. Un'insolita Valentina di venerdì a Casa Peretti, bella idea iniziare con Cocchi e Renato, bravi. Robby e Dracunis. Sorpresa, Robby Dracunis. Hai visto? Quando non me la porti via tu, vieni a me. Facciamo questi. Ciao a tutti voi, un saluto alla mitica Valentina da Maurizio e Cinzia di Bagnasco. Stasera Valentina ho visto il grande mitico Fulvio. Parla sempre di te. Allora, salutiamo Maurizio e Cinzia, ma salutiamo anche il grandissimo Fulvio di Bagnasco. Ciao Fulvio! Viva Fulvio! Un bacio grande, prima o poi verrò a trovarvi a Bagnasco, promesso. Prossimo brano, Giordana Angi, Siccome sei, un brano che è molto bello musicalmente ma ha una scrittura particolare, quindi lasciate stare qualsiasi cosa stiate facendo, alzate il volume della TV perché Valentina Branga adesso vi regala un sogno. Se tu fossi mare lo sarei, acqua, fiume, sale lo sarei. Se tu fossi luna io sarei marea. Se tu fossi te, io sarei il peccato, perdonami. Se tu fossi vizio io sarei vergogna. Ma siccome sei corpo io sono una pelle, siccome sei bocca io sono innocente, lacrime e paure disegnate tra le linee delle mani. Ma siccome sei voce io sono silenzio, siccome sei pace io sono l'inferno e tutta la pazienza di imparare come fatta una carezza. E siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te. Se tu fossi sbaglio io sarei rimedio e comprensione io sarei. Se tu fossi spazio io sarei ordine. Se tu fossi padre io sarei il principio, perdonami. Se tu fossi voglia io sarei piacere. Ma siccome sei corpo io sono la pelle, siccome sei bocca io sono innocente, lacrime e paure disegnate tra le linee delle mani. Ma siccome sei voce io sono silenzio, siccome sei pace io sono l'inferno e tutta la pazienza di imparare come fatta una carezza. E siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te. E se tu fossi pane io sarei la fame, se tu fossi tempo io sarei l'attesa, l'impegno e la costanza di imparare a costruire una promessa. Ma siccome sei adesso io voglio soltanto restare con te.
emozioni fortissime questa sera. Vale, io vorrei farti fare gli straordinari perché mi stai emozionando anche a me. Dovrei cantare Pupo, ma facciamo così. No, facciamo così. Io Pupo lo canto lunedì. La mia anima, un brano bellissimo. Perché devo decidere se far cantare a Pieretti Pupo o a Valentina Francesca Michelin L'amore esiste. Quindi Ambra, Baccia e Cicco, vinto indovina, io. Infatti. Però indovinetto. vuoi farla subito o un po' d'acqua? No, per me va bene. Lo sai che per me non c'è problema, basta cantà. Basta cantà. Francesca Michelin con L'amore esiste, alla voce Valentina Branca. Può nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. Può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo, può bastare un solo sguardo per capirti tu. Può avvalere i pensieri, andare dritto al cuore, sederti sulle scale, lasciarti senza parole. L'amore mille steli, l'amore è un solo può crescere da solo, esaurire come niente, perché nulla lo trattiene o lo lega a te per sempre. Può crescere su terre dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano, lascia il senso alle parole. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. È grande da sembrarti indefinito, può lasciarti senza fiato, il suo abbraccio ti allontanerà per sempre dal passato. L'amore mio sei tu, l'amore mio sei, l'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore non ha torto, l'amore non ha ragione, l'amore batte i denti, l'amore scalda il cuore. Può renderti migliore e cambiarti lentamente, ti dà tutto ciò che vuole, in cambio non ti chiede niente. Può nascere da un gesto, da un accenno di un sorriso, da un saluto, da uno sguardo, da un ricordo condiviso. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. Ciao Claudio, ciao Luciano Di Bandizzo. Grazie a tutti. E poi abbiamo ancora, dobbiamo fare i saluti, Stefano da Molare, ciao Stefano. Grazie Stefano. E poi abbiamo Maria da Torino, grazie, felicità di Albiano, te la mettiamo in programma martedì, grazie. E poi abbiamo ancora, abbiamo finito il tempo per questa sera, grazie Alberto in regia, grazie Valentina, grazie a tutti. con tutto Ciao il mio Enrico. cuore, sei fantastica come sempre. Ci vediamo lunedì, buon sabato e buona domenica amici a casa, e dite in giro se vi siete divertiti, così aumentiamo lo share. A lunedì. Ciao ragazzi. A lunedì.